E bella a tutti ragazzi, oggi siamo in questo nuovissimo video di Minecraft. Come avete letto dal titolo, oggi costruiremo una farm di polli. Io direi di iniziare. Iniziamo con prendere casse. Qui rompiamo 2 blocchi, mettiamo cassa, hopper, fornace, poi sopra mettiamo altro, poi prendiamo i blocchi di carbone, andando qui dietro poi mettiamo un hopper girato verso la cassa, verso la fornace, shiftati, mettiamo una cassa, apriamola, mettiamo i blocchi di carbone che andranno qui dentro, poi qui sopra prendiamo vetro ed ecco, ora shiftarsi, visto che questa io la faccio in creativo, non devo portare i polli, ma ve li potete portare con il seme facendo una scalina piccola, li portate sopra. Questa farm è molto semplice, però non è automatica, dovete dare voi da mangiare e dovete voi uccidere, poi per il resto fa tutto da sola. Poi qui al posto del vetro alziamo di 2 sopra il distributore, sopra l'hopper mettiamo 2 2 2 di vetro, poi qui mettiamo distributore con acqua, saliamo su, poi mettiamo uno slab qui mettiamo un bottone, poi qui iniziamo a mettere i nostri polletti. Visto che siete in sopravvivenza, ora vi mostro come fare se siete in sopravvivenza. Basta che ne prendete solo 2. Voi gli date da mangiare come potete vedere. Per dargli da mangiare basta cliccare questo bottone, i polli inizieranno a salire pian piano, raga, c'è qualcosa che non va. Quindi prendete 2. Raga, non so perché ma non funzionano. Beh, vi date da mangiare e finché loro non fanno nascere un pulcino piccolo, poi voi aspettate che cresca e poi lo fate accoppiare all'infinito, così otterrete tanti bollettini. Io ora metto, perché sono in creativo, non c'ho problemi a metterli, ecco. Quindi poi se volete abbellirla potete abbellirla come volete voi. Io ora la faccio classico. Poi nei commenti fatemi sapere come l'avete abbellita. Prendiamo scale per salire. Ma è vero, non posso. Prendete un blocco a caso, quello che volete voi. Qui
Quindi saliamo, poi prendete una spada. Io prendo quella di diamante, ma va bene qualsiasi. Io metterò altri bollettini perché ho paura di ucciderli tutti. Quindi una volta fatto crescere un bel po', voi li ammazzate. Ecco, vi shiftate per sicurezza che non cliccate sul dispenser. E qui tutto il pollo che viene cucinato, tutto il pollo che abbiamo ammazzato viene qui dentro. Poi qui dentro potete mettere altro carbone, però raga, state sicuri, se avete blocchi di carbone resisterete. Bastano anche 4 e resistono tipo 5-6 giorni di giocata. Quindi raga, sono molto utili i blocchi, infatti vedete sta ancora alzato. E tutti i drop andranno qui dentro. Già 5 polletti, molto buono. Quindi come avete potuto vedere, questa farm è al 100% funzionabile, solo che non è automatica. L'unica pecca che non è automatica, ma però per tutto, per il resto poi è super efficace. Io ce l'avevo nella mia ho filato raga, ma vabbè. Comunque raga, spero che il video vi sia piaciuto. Poi potete fare anche un botto di piume. Quindi ragazzoli, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e ci rivedremo al prossimo video. Bella!